Benvenuti alla prima puntata di Disney Criminal Profiling. Prego, sedetevi e preparatevi a un viaggio nelle menti malvagie più celebri dell'animazione. Parleremo oggi di una delle cattive Disney più riuscite di sempre, ovvero Malefica, il cui nome, il nome dice già tutto. E ricordatevi, affinché un eroe brilli, è necessario che il nemico proietti le sue ombre più lontano possibile. Luci! Nel vasto corollario dei cattivi Disney, Malefica è senza dubbio una delle figure più ben riuscite e iconiche. Fa il suo esordio, come di certo tutti sanno, nel film La Bella addormentata nel bosco, uscito nelle sale cinematografiche nel 1959. Si può tranquillamente dire che la sua personalità misteriosa e magnetica l'abbia fatta risaltare più di tutti gli altri personaggi della vicenda, ivi compresa la protagonista. Ma non ne vogliate alla povera Aurora, non è certo colpa sua se passa metà del lungometraggio a dormire. Fin dai primi minuti della sua comparsa, Malefica ci fa subito capire che non è certo uno di quei cattivi realizzati in chiave comica, ai quali la Disney si è un po' abbandonata nel corso degli anni, deliziandoci con un'entrata a effetto che interrompe la cerimonia per la nascita della piccola Aurora, con tanto di folate di vento, tuoni, folgori e vampate di inquietante fuoco verde che la metropolvere di Harry Potter può accompagnare solo. Il suo apparire congela istantaneamente ogni sorriso e ogni briciolo di allegria, facendo subito intuire che la sua fama la precede. Persino Re Stefano e la regina al suo cospetto appaiono intimoriti e ossequiosi. La sua figura è regale, longilinea, formata da linee sinuose e morbide. Le sue movenze sono quelle di una persona sofisticata e sicura del proprio potere, piacevolmente conscia della paura che instilla nel cuore del prossimo. L'accostamento di colori nero violaceo per l'abito e verde pallido per l'incarnato si alleano con le affusolate corna che le ornano il capo, per contribuire a dare un'immagine di bellezza luciferina. I suoi animatori hanno attinto a piene mani al folklore classico medievale, fondendo in Malefica le connotazioni della strega malvagia e del demonio seducente. Di primo impatto, l'atteggiamento di Malefica potrebbe trarre in inganno, poiché, malgrado lo stile infernale, il suo agire sembra pacato. Eppure, le sue eleganti gestualità e la sua parlata tranquilla, quasi dolce, celano un animo spaventoso. Ci basti pensare che, solo per non essere stata invitata a una cerimonia, Malefica non esita un solo istante a scagliare una maledizione su una neonata, mostrandoci tutto il suo sadismo e la sua sottile perfidia nel fare in modo che la morte della vittima giunga non in quel momento, bensì entro 16 anni. Una terribile tortura psicologica per i poveri genitori, a ben pensarci. Malgrado le atmosfere favolistiche e molto spesso comiche che infarciscono il film, ammorbidendo e sdrammatizzando i lati più cupi della vicenda, per citarne alcune i fallimentari lavori di pasticceria e sartoria delle Tre Buone Fate, oppure lo spassoso siparietto del menestrello alcolizzato, prendendo in esame i momenti in cui i riflettori sono tutti puntati sulla autoproclamatasi signora di ogni male, si intuisce che Malefica sia una dei pochi villain Disney a non avere neanche una stilla di bontà. Ovviamente tutto ciò non vale per il film cinematografico con Angelina Jolie. Bello, ma quella non è Malefica, è una che fa il cosplay di Malefica. Oh cielo, che imbarazzante situazione. Anche il suo quartier generale, un tetro castello in rovina abitato da orribili troll dalle fattezze maialesche, è un chiaro sintomo di quanto profondamente ella sia a proprio agio quando è circondata da rovine e decadimento. Secondo me era la sorella dispersa di Re Cornelius. Ne traspare un essere che sguazza nella sua stessa corruzione, che vive nel male e vive per il male, totalmente immersa nella magia più oscura. Tutta la storia, in effetti, ruota interamente attorno alla vendetta che ha deciso di
di attuare, un atto malvagio, del tutto fine a se stesso, poiché la morte della principessa non le avrebbe affatto giovato in alcun modo, né avrebbe garantito la sua supremazia. Ha agito per puro istinto, per ripicca, per attuare un primordiale desiderio di danneggiare qualcuno, incurante del fatto di accanirsi contro una creatura del tutto innocente, e per una cosa come non essere stata invitata a un battesimo. Cioè, queste cose di solito la gente le vuole evitare. Non appena qualcosa la irrita o la indispettisce, Malefica getta subito alle ortiche il suo sofisticato savoir-faire per trasformarsi in un essere violento, collerico e fuori controllo, del tutto schiavo dell'ira e della furia, come appare chiaro nella scena in cui si scaglia contro i suoi servi, punendoli per la loro incompetenza. Più ci si approssima alla fine della storia, e più salta all'occhio che la personalità di Malefica è fortemente impregnata di superbia. Il suo ego e la sua fiducia in se stessa sono tali che, quando il principe e le tre fate oppongono resistenza al suo agire, la sua reazione è di stupore di fronte ai loro successi, quasi non potesse credere che esista al mondo qualcuno non solo dotato dell'ardire di tenerle testa, ma che sia effettivamente in grado di contrastarla. La realtà di tutti i giorni, molto probabilmente Malefica assumerebbe l'aspetto di quei direttori o capo ufficio che godono del timore che provocano nei sottoposti, amando comportarsi leziosamente e amabilmente con loro, per poi esibirsi sfuriate al primo errore, persino arrivando a ritorsioni e vendette per ripagare gli sgarbi, veri o presunti. Questa tipologia di carattere è anche fortemente destabilizzata quando il loro potere viene messo in discussione, o l'agire di qualcuno si dimostra migliore, poiché nella loro visione del mondo gli altri sono visti come creatori inferiori che non possono competere con le capacità di cui dispongono, il che li porta inevitabilmente a sottovalutare il prossimo, cosa che, esattamente come nel caso di Malefica, li conduce ad essere trafitti da una spada, in pieno petto, per poi ruzzolare giù per un altissimo dirupo su massi appuntiti come coltelli, metaforicamente parlando, si intende.